Gli ex dipendenti accompagnati dai sindacati in prefettura per reclamare un incontro. La UIL contro il rincaro del 20% del pane, il sindacato sottolinea come l'aumento sia intollerabile. Open Day all'Istituto Superiore Martin Luther King di Favara, la scuola incontra i potenziali nuovi iscritti. La Fortitudo Moncada Agrigento perde il derby fuori casa contro il Trapani. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Vertenza Italcementi di Porto Empedocle, gli ex dipendenti accompagnati dalle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL di categoria tornano in prefettura per reclamare un incontro che doveva avvenire lo scorso 16 novembre 2019 e che ad oggi non è ancora avvenuto. Il nostro direttore Arturo Cantella. Nulla di fatto ancora per la Vertenza Italcementi. I lavoratori ex dipendenti dell'azienda di Porto Empedocle decidono ancora una volta di farsi sentire accompagnati dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL di categoria. Ritornano in prefettura per reclamare un incontro che doveva avvenire già lo scorso 16 novembre e che a oggi ancora non è stato fatto. Quello che preoccupa ancora di più, come sottolinea il segretario generale Vito Baglio della Fillea CGIL, è il silenzio che rischia ancora una volta di uccidere le speranze di questi ex lavoratori che appaiono ormai logorati da una vertenza che va avanti dal mese di giugno del 2012 e che si è caratterizzata da esiti alquanto incerti. La preoccupazione delle organizzazioni sindacali è che questo dramma possa causare seri danni alla salute degli ex dipendenti, priva oramai da anni di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale. Gli ex lavoratori e le organizzazioni sindacali chiedono pertanto al prefetto un intervento al fine di sollecitare la Italcementi, il comune di Porto Empedocle, Sigindustria di Agrigento, firmatari già di un protocollo d'intesa stipulato presso la prefettura di Agrigento il 19 ottobre del 2017, ad adempiere agli impegni già assunti. Sono originarie di Naro le due persone morte in un incendio scoppiato a Mazara del Vallo. Si tratta di due uomini, un padre e un figlio. A causa del rogo divampato all'interno di una villetta hanno perso la vita Vincenzo Monaco, di 72 anni, e il figlio Livio, di 52. A stringersi attorno al dolore della famiglia è anche il sindaco Maria Grazia Brandara. Un abbraccio affettuoso alla moglie Elvira da parte mia e di tutta la città di Naro. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento in via Napoli, in contrada Bocca a Mazara del Vallo. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Trapani, che dopo aver domato l'incendio nella villetta hanno trovato i corpi dei due naresi. La moglie di Vincenzo e la madre di Livio in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il rogo sarebbe scaturito da un cortocircuito causato dalla pompa di calore. La UIL pensionati scende in campo contro l'aumento del prezzo del pane che ha interessato il capoluogo e altri centri della provincia agrigentina. Sembra assistere ad un paradosso, dice Giovanni Miceli, segretario provinciale della UIL pensionati. Questo aumento colpisce in particolare la categoria dei pensionati che con il nuovo anno hanno ricevuto l'aumento di 50 centesimi lordi nelle pensioni. In tasca al netto mettono meno di 30 centesimi, mentre il prezzo del pane, che ricordiamo è un alimento essenziale, in passato si sono registrate anche delle guerre, è lievitato del 20%. In questi ultimi giorni molti pensionati iscritti alla UIL, ma anche ad altri sindacati, hanno protestato per questo aumento che sembra davvero immotivato. Torniamo adesso ad occuparci della maxi operazione dei Nebrodi che ha portato a 94 arresti e al sequestro di 150 imprese, una mafia diversa rispetto al passato, commenta il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero. I clan preferiscono inserirsi con sistemi illegali su opportunità che offre l'economia legale. C'è il servizio. I capi di queste organizzazioni mafiose, unitamente ai componenti dei centri di assistenza agricola, programmavano, pianificavano l'operatività delle truffe, truffe che poi di volta in volta venivano attuate grazie proprio al sostegno dei centri agricoli di assistenza. Perché questo? Perché si tratta di centri sostanzialmente privati che vengono delegati dall'AGEA, che appunto è l'agenzia per l'erogazione dei finanziamenti, dei contributi agricoli, e quei centri che dovrebbero sviluppare il controllo
e quindi formare il fascicolo aziendale e quindi verificare la costituzione delle aziende, l'operatività, la sussistenza del titolo di proprietà o comunque la disponibilità dei terreni, invece in accordo con le mafie pianificavano un sistema criminale fraudolento, quale quello che è stato appunto individuato grazie alle enormi indagini che sono state sviluppate. Questa è un'operazione di grande importanza. ROS e Guardia di Finanza con la direzione distrettuale di Messina sono riusciti a sgominare queste organizzazioni, questi clan che operavano nel sistema criminale delle frodi comunitarie, frodi nazionali, frodi regionali. Tendevano ad accaparrarsi i terreni e quindi ad utilizzare questo nuovo strumento di arricchimento. A fianco ai reati di gestione, il traffico di stupefacenti e ai reati tradizionali finalizzati soprattutto all'accaparramento dei terreni, si muovevano nell'ambito delle frodi comunitarie. L'organizzazione mafiosa pianificava le azioni e quindi la spartizione virtuale dei terreni in modo poi da distribuire anche i proventi delle stesse frodi comunitarie. Chi doveva controllare non controllava. Certamente chi doveva controllare non controllava, chi doveva sostenere la formazione del fascicolo aziendale era Correo, perché unitamente alle mafie, ai clan che operavano e si arricchivano, aiutava appunto a conseguire i contributi comunitari, come dicevo, nazionali e regionali. Un salto di qualità, procuratore, della mafia. Un salto di qualità che si nota qui sui Nebrodi con questa mafia, quella di Tortorici, e che si nota però sul territorio nazionale. Diciamo peraltro che questa mafia aveva anche contatti con Cosa Nostra e con la mafia catanese, quindi diciamo che la loro proiezione, la loro organizzazione aveva una proiezione anche in altri territori. Dalle carte emerge quasi un'estrema semplicità nell'attuare questa megatruffa, 10 milioni di euro. Che cosa si dovrebbe fare perché questi fatti non si ripetano? Ma innanzitutto probabilmente assegnare a un organismo pubblico, un organismo amministrativo, la formazione del fascicolo. Il centro di assistenza agricolo è un centro privato che viene delegato dall'Agea per gli accertamenti e per gli approfondimenti. Nessun accertamento veniva fatto, anzi terreni che non appartenevano a determinati soggetti, intestatari fittizi, in realtà finivano per risultare come appartenenti, e questo era lo strumento attraverso il quale poi frodare i contributi. Ed una figura chiave emersa nella maxi inchiesta è il notaio Antonio Pecoraro di Canicattì. C'è il servizio. Ampio e sistematico è stato il ricorso da parte del sodalizio alle prestazioni professionali compiacenti del notaio Antonino Pecoraro, finito agli arresti nell'operazione Nebrodi che ha portato in manette 94 persone. Lo scrive il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina Salvatore Mastroeni nell'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa nei confronti del notaio palermitano, figlio del deputato e senatore democristiano Antonio Pecoraro, da anni residente a Canicattì, dove ha sede il suo ufficio in via Capitano Ippolito. Pecoraro è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa nell'operazione antimafia sulle cosche dei Nebrodi. Infatti, in modo diffuso Pecoraro, aggiunge il giudice, ha stipulato atti molto peculiari, raffinati ed identici, spia di consapevolezza e apporto alle associazioni mafiose, scrive ancora il GIP. Sono stati inventati atti di compravendita tra un presunto dante causa, dichiaratosi proprietario di determinate particelle per uso capione, non accertato giudizialmente, e un presunto avente causa, dichiaratosi disposto a propria volta ad acquistare a proprio rischio tali particelle. Quasi inutile sottolineare come il notaio in tali casi abbia esibito un diritto inesistente su proprietà di ignari soggetti terzi, consentendo tuttavia all'avente causa, grazie ai crismi formali dell'atto concluso, di avvalersi di un apparente titolo suscettibile di trascrizione e per converso insuscettibile di contestazione da parte di un pur avveduto operatore per reclamare l'erogazione dei contributi in agricoltura.
L'estensione della metodologia ai due gruppi è una delle prove, con palesi scambi di informazioni, di una predefinita spartizione virtuale del territorio che consenta alle associazioni mafiose di non contendersi con modalità conflittuali, particelle e titoli. Secondo gli inquirenti, dunque, Pecoraro sarebbe un professionista al servizio del clan, capace di confezionare atti di usucapione con cui venivano ceduti alcuni terreni nel Messinese a terze persone senza che i reali proprietari lo sapessero, per essere utilizzati nelle richieste di finanziamento europeo. 8 di loro hanno dichiarato di essere venuti a conoscenza della perdita del terreno tramite l'Agenzia delle Entrate, con cui venivano informati del trasferimento della proprietà dei loro terreni in favore di Massimo Giuseppe Faranda, fratello di Aurelio Salvatore, considerato boss in ascesa, nonché capo di una delle costole della famiglia Bontempo. Le denunce dei proprietari terrieri tra il 2015 e il 2016 iniziano a causare problemi al sistema. La Guardia di Finanza di Caricatia e Messina comincia a sentire i dipendenti e il notaio stesso. Gli investigatori però hanno già messo sotto controllo cellulari e piazzato cimici. Una di queste è il 4 ottobre 2016 capta una conversazione in auto col figlio di Pecoraro. A me 1000 atti di usucapione mi hanno fatto guadagnare 1 miliardo, 1 milione di euro. Intanto il Consiglio Notarile di Agrigento in una nota spiega che dal 2016 aveva avviato nei confronti del notaio Antonino Pecoraro, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, una serie di procedimenti disciplinari in conseguenza dei controlli effettuati periodicamente sull'attività dei notai. I procedimenti, dice il Consiglio, riguardavano fittizie intestazioni di beni immobili attraverso il meccanismo dell'usucapione non accertata giudizialmente, che si sono conclusi con la sanzione della sospensione temporanea dell'attività professionale disposta da parte della Corte di Sicilia, la Commissione regionale di disciplina dei notai, presieduta da un magistrato. La Corte contemporaneamente aveva comunicato alla Procura di Agrigento l'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti di Antonino Pecoraro. Un uomo di Sciacca torna a casa e trova nella camera da letto un ladro che rovista fra i cassetti alla ricerca di preziosi. Il ladro, vedendosi scoperto, è scappato a gambe levate, scavalcando la finestra. Credeva verosimilmente di riuscire a farla franca, si sbagliava di grosso, però, perché i carabinieri di Sciacca sono riusciti a ritrovarlo e arrestarlo. Nell'abitazione che occupava abusivamente, i militari dell'Arma del nucleo radiomobile hanno inoltre scovato una sorta di deposito di merce rubata. Non c'era infatti solo la refurtiva appena asportata dall'abitazione, ma tanti altri oggetti, attrezzature audio e video e bracciali in oro soprattutto. Ha 42 anni ed è romeno l'uomo che è stato arrestato nella notte fra domenica e lunedì scorso perché ha svaligiato l'appartamento di Sciacca. L'uomo, dopo le formalità di rito dell'arresto, è stato portato al carcere di Sciacca. Un agrigentino di 40 anni ha denunciato alla polizia il furto di un portafoglio in uno studio medico privato. L'uomo lo aveva lasciato in una tasca del giubbotto che aveva tolto per sottoporsi ad un esame radiografico, e quando ha ripreso l'indumento ha notato come il portafogli non ci fosse più. All'interno c'erano circa 1.000 euro. Formalizzata una denuncia contro ignoti agli agenti di polizia che hanno avviato le indagini. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Ok dalla Commissione Bilancio all'ARS alla spesa in 12esimi fino alla fine di marzo. In settimana il DDL in aula. Lello Casesa. Ha lasciato scontenti quasi tutti i partiti l'accordo raggiunto in extremis dentro l'Assemblea regionale siciliana sulla discussione della manovra di bilancio. Si profilano tempi lunghi per l'approvazione. Fino a domani, venerdì, ci sarà tempo per presentare gli emendamenti e da martedì inizierà la discussione. Un emendamento dell'opposizione ha prolungato fino al 31 marzo l'esercizio provvisorio, dando più tempo ai deputati dell'Assemblea per la legge di stabilità. Abbiamo cercato di portare a casa una manovra che servirà ai siciliani per iniziare il nuovo anno e per coprire le spettanze del 2019, ha dichiarato il presidente della Commissione Riccardo Savona. La Commissione Bilancio, presieduta da Savona, ha rimandato al voto dell'Assemblea regionale il trasferimento del mutuo del sistema sanitario nelle voci del bilancio regionale. C'è poi il finanziamento da 250.000 euro per la commissione via VAS e quello per i consorzi di bonifica. I deputati grillini attaccano Musumeci per la proposta di tagliare 1 milione di euro al fondo regionale per le ex province per coprire una spesa della città metropolitana di Catania. Se è intenzione di Musumeci salvare i conti del suo territorio, lo faccia creando
una riserva apposita sulla città metropolitana di Catania e non incida sui bilanci delle altre ex province. Abbiamo voluto salvare gli stipendi dei dipendenti, ma ci siamo opposti al resto, hanno dichiarato i deputati del Movimento 5 Stelle. Previsto e approvato anche in commissione il fondo di compensazione per gli stipendi di una serie di enti, associazioni e teatri che aspettavano parte delle retribuzioni del 2019, previsti 4,4 milioni per gli ex Pippi, LSU, Resais e cantieri di servizi ed emolumenti aggiuntivi per i carabinieri. Il disegno di legge, dichiara ancora una volta il presidente della Commissione Bilancio Savona, garantisce i fondi per tutto il 2020 per i teatri siciliani di consorzi di bonifica, l'ESA e di forestali. Ennesimo caso di aggressione all'interno della casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento, dove durante una visita medica specialistica un detenuto si è scagliato contro lo psichiatra che lo stava sottoponendo ai controlli e contro un ispettore del corpo di polizia penitenziaria. Il medico, grazie all'intervento del poliziotto, è riuscito a evitare l'ira del paziente detenuto. Così non è stato invece per l'ispettore della polizia penitenziaria, che è stato colpito al volto da un pugno. Giunti i rinforzi, il detenuto è stato immediatamente immobilizzato. L'episodio si è verificato nella mattinata di ieri, mercoledì 15 gennaio. Non è il primo caso di aggressione che si verifica nel carcere di Contrada Petrusa. Più volte le organizzazioni sindacali di categoria, fra le innumerevoli criticità della casa circondariale, hanno denunciato anche la patologica carenza di organico che metterebbe a rischio la sicurezza stessa degli agenti di polizia penitenziaria. Istruzione, l'Istituto Superiore Martin Luther King di Favara apre le porte ai potenziali nuovi iscritti. Il nostro direttore Arturo Cantella. Porte aperte ieri del liceo Martin Luther King alle famiglie che hanno voluto così visitare le strutture, i laboratori, le attività didattiche in essere e conoscere più dettagliatamente le offerte formative che l'Istituto di Favara offre. Si va dal liceo scientifico a indirizzo tradizionale a quello artistico con indirizzo audiovisivo multimediale, alle scienze umane e prossimamente anche quello linguistico e delle scienze applicate. Soddisfatto il dirigente scolastico, professore Salvatore Pirrera. Noi abbiamo tutta una serie di offerte formative che vanno dagli indirizzi che avevamo prima, che era le scienze umane, il liceo scientifico tradizionale, l'economico-sociale, il liceo artistico, e quest'anno la nostra offerta formativa si arricchisce di nuovi indirizzi, il liceo linguistico e il liceo scientifico tecnologico. Quindi, come potete vedere, la nostra è un'offerta formativa molto ampia, anche perché noi abbiamo una scuola e possiamo vantarci di dire che è una scuola di qualità, una scuola che è ubicata in un edificio che è un edificio scolastico che tanti in provincia di Agrigento ci invidiano, e quindi siamo una scuola appetibile, una scuola che accoglie, una scuola inclusiva, una scuola dove le barriere architettoniche fisiche sono state eliminate, ma noi siamo nelle condizioni anche di dare di più a chi ha di meno per far sì che tutti possano raggiungere l'eccellenza cognitiva. Il bello di questa scuola è che, ben inserita all'interno del territorio, collabora con gli enti, con le associazioni, con le agenzie educative, riesce a fare sistema formativo integrato in una società, quella nostra del terzo millennio, della multimodalità, del cambiamento, di conflitti, una società che Baum definisce liquida. Noi siamo nelle condizioni di far sì che i nostri alunni possano essere messi nelle condizioni di imparare ad imparare, di ragionare con la propria mente e di far sì che, sulla scorta delle nozioni che avranno costruito con i propri docenti a scuola, saranno messi poi nelle condizioni di poter entrare nella società da cittadini attivi e volitivi, da proseguire gli studi per poter poi frequentare gli studi universitari e diventare dei professionisti. Noi ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo un bel corpo docente, abbiamo tutta una serie di laboratori, abbiamo tutta una serie di attrezzature. Per esempio, in ultimo ci siamo dotati di attrezzature per il liceo artistico multimediale, per il liceo linguistico, per il liceo scientifico, quindi siamo nelle condizioni di poter offrire un'offerta formativa che sia più congeniale per far sì che questi nostri ragazzini diventino degli alunni e poi dei cittadini attivi e volitivi
che sono capaci di inserirsi nella società, soprattutto per il miglioramento e per il cambiamento. Questa scuola ha qualcosa in più, ha una marcia in più rispetto agli altri istituti, perché sicuramente fa sentire i ragazzi come se fossero all'interno di una grande famiglia. Accoglienza, professionalità e soprattutto innovazione e creatività sono i punti di forza del nostro liceo Martin Luther King. Il liceo statale Martin Luther King opera moltissimo nel campo dell'inclusione degli alunni con disabilità. Gli alunni vengono trattati come se fossero in famiglia, c'è un ottimo corpo docente che opera nel sostegno e che ha avuto fino ad ora risultati eccezionali. L'Open Day l'abbiamo preparato con cura insieme ai ragazzi che sono entusiasti. Ogni volta che si pronuncia la parola Open Day ai ragazzi brillano gli occhi, perché comunque possono fare vedere veramente quello che fanno normalmente durante l'attività didattica, ma che nel momento dell'Open Day viene fuori più maestosamente. Infatti c'è la scuola bellissima, colorata, vivace, piena di gente, abbiamo avuto un'affluenza che supera di gran lunga quella degli altri anni, quindi sono ben lieta, anche perché insomma abbiamo lavorato tanto, abbiamo girato le scuole, ma soprattutto crediamo che sia il passaparola dei nostri ragazzi che fa la differenza, perché al King siamo una grande famiglia. Io sono agrigentina, però insegno al King da 11 anni e non ho mai chiesto trasferimento, proprio perché con i colleghi, con i ragazzi, con la dirigenza e in questa scuola meravigliosa io mi trovo benissimo, non cambierei mai, e invito tutti a venirci a trovare per provare a sperimentare quello che sperimento io ogni giorno qua dentro. Il liceo socio-economico è una tipologia particolare del liceo delle scienze umane, nel quale vengono attenzionate in particolare lo studio del diritto e dell'economia, per fare dei nostri alunni dei cittadini responsabili, consapevoli e che siano in grado di compiere delle scelte giuridiche ed economiche consapevoli. L'altra particolarità dell'indirizzo è lo studio della doppia lingua, infatti i ragazzi oltre all'inglese studieranno il francese. Vi aspettiamo numerosi. La meglio scuola di Favara. A Palermo traffico illecito di rifiuti e reati tributari, eseguiti 15 misure cautelari particolari nel servizio. Sarebbero stati ai vertici di un maxi traffico di rifiuti. Si tratta di due fratelli, entrambi imprenditori della Fondi Metal SRL, complice anche un commercialista. A conclusione di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 15 soggetti responsabili a vario titolo di traffico illecito di rifiuti, emissione di fatture false ed occultamento di documentazione contabile, operanti nel settore dello smaltimento di rottami metallici. Gli accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle attraverso l'ausilio di verifiche fiscali condotte parallelamente ad intercettazioni telefoniche hanno permesso di svelare un complesso meccanismo fraudolento finalizzato alla gestione di rifiuti metallici al di fuori del circuito legale mediante l'utilizzo di false fatturazioni. In particolare, le indagini hanno fatto emergere un articolato sistema criminale attraverso il quale piccoli imprenditori titolari di ditte individuali, evasori totali e privi di autorizzazione ambientale avrebbero movimentato nel periodo dal 2014 al 2017 e solo sulla carta merce per 3,5 milioni di euro, in realtà non corrispondente a effettivi conferimenti di materiale. La principale funzione di tali ditte sarebbe stata quella di creare fatture false da consegnare a 6 società specializzate nella raccolta e trattamento dei rifiuti, con sede a Palermo, a Carini e a Capaci, che a loro volta avevano la necessità di fornire giustificazione documentale al materiale acquistato di fatto a prezzi più convenienti da canali non ufficiali e che una volta lavorato sarebbe stato rivenduto a prezzo di mercato. Il sistema scoperto dalla finanza si realizzava attraverso alcuni passaggi. I piccoli imprenditori, cosiddetti cenciaioli, recuperavano i rifiuti metallici, rame, ferro, ottone, alluminio, portandoli nelle piattaforme di raccolta. Gli stessi successivamente emettevano fatture i cui importi non venivano dichiarati al fisco ed indicavano quantitativi di materiale ferroso
di gran lunga superiori a quelli effettivamente ceduti dai cenciaioli, tutto per consentire alle società che conferivano i rottami di avere una valida giustificazione ad importanti disponibilità di merce, in realtà proveniente da un parallelo circuito illegale. Il pagamento delle fatture avveniva attraverso bonifici o assegni bancari nei confronti dei cenciaioli, i quali poi prelevavano in contanti le somme ricevute che provvedevano a restituire alle piattaforme di raccolta, trattenendo per loro solo una minima parte a titolo di compenso. Sulla scorta degli elementi raccolti, la Guardia di Finanza ha dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 15 soggetti titolari delle piattaforme di raccolta e i cosiddetti cenciaioli. Complessivamente sono invece 146 le persone a vario titolo indagate per reati ambientali e tributari. Sacchetti dei rifiuti sparpagliati in discariche che fioriscono tanto in centro quanto in periferia non è soltanto questione di decoro e di proteste, ma anche e soprattutto di costi, perché ripulire costa caro, anzi più che caro. Il comune di Agrigento ha impegnato nelle ultime ore 426.535 euro per coprire gli oneri sostenuti in tutto l'appena passato anno, una somma che servirà dunque a far fronte a tutti i costi sostenuti per questo lavoro extra. Adesso c'è la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Da metà gennaio e per tutto febbraio la provincia di Agrigento non solo dovrà fare i conti con l'influenza di stagione, ad annunciarlo è la direttrice del Dipartimento di Epidemiologia dell'ASP di Agrigento, Girolama Bosco. La stessa avvisa che appunto si sta entrando nella fase clou della malattia e che ci sarà tempo per vaccinarsi fino al prossimo 28 febbraio nei centri vaccinali o presso il medico di famiglia. Sempre in tema di vaccinazioni, Bosco rassicura rispetto al diffondersi nel nord Italia di casi di meningite di tipo C, stante che ad oggi in provincia vi sarebbe già una buona copertura vaccinale per questa malattia. Anche chi ha più di 30 anni può comunque chiedere di essere vaccinato per la meningite, basta una ricetta del medico di famiglia. Le donne residenti in Sicilia con una storia familiare di soggetti che hanno contratto il cancro all'ovaio o alla mammella potranno adesso effettuare gratuitamente tutti gli esami per prevenire i tumori ereditari femminili. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il decreto dell'assessore alla salute Ruggero Razza, che istituisce il codice di esenzione D99 per offrire a tutte le donne sane ma potenzialmente a rischio genetico di tumori prestazioni specialistiche gratuite interamente a carico del Servizio Sanitario Regionale. Dopo la creazione di un apposito percorso terapeutico e assistenziale sui tumori ereditari femminili, la Sicilia è tra le poche regioni d'Italia a dotarsi di questa ulteriore misura che rientra nelle attività di prevenzione delle neoplasie alla mammella e dell'ovaio e consente alle interessate non solo cure gratuite, ma anche esami che servono a prevenirne l'insorgenza. Per ottenere necessaria assegnazione del codice di esenzione D99 sarà necessario sottoporsi al questionario somministrato dal medico di base o dai consultori, anche su richiesta dell'interessata in assenza di qualsiasi sintomo. Se si risulta a rischio si sarà indirizzate alla consulenza genetica ed a un test specifico che segnalerà un'eventuale presenza dei geni BRCA1 e BRCA2. Le donne portatrici di mutazioni patogeniche saranno prese in carico dal Breast Unit e dalle unità operative di ginecologia oncologica e potranno accedere ai programmi di sorveglianza specifici per la diagnosi precoce e la prevenzione dell'insorgenza del tumore della mammella e dell'ovaio. Potranno accedere a visite senologiche e ginecologiche, ecografie, mammografie, risonanza magnetica, alla chirurgia profilattica dell'ovaio e della mammella e alla ricostruzione mammaria. Il provvedimento innesca un ennesimo circolo virtuoso che da un lato prevede controlli mirati per la tutela della vita umana, dall'altro un abbattimento di costi a carico del Servizio Sanitario Regionale, poiché la prevenzione ha costi molto più ridotti rispetto alle singole terapie. Basket, la Fortitudo perde il derby in trasferta contro il Trapani 63-56. Ci sono le interviste.
abbiamo a livello di intensità proprio comandato noi nel primo tempo e Trapani è stata bravissima a non mollare su nulla. Nel secondo tempo si sono un po' invertiti i fattori, Trapani ha alzato tantissimo l'aggressività al limite, ha provato a mettere il corpo e a usare la propria fisicità contro le nostre situazioni, abbiamo faticato un pochettino, abbiamo anche sentito la partita di 3 giorni fa, alla fine un po' i dettagli hanno fatto la differenza, una fiammata di Corbett ha segnato un pochettino il solco finale, faccio i complimenti a Trapani per la partita gagliarda che ha giocato, faccio i complimenti anche ai miei ragazzi di cui sono orgoglioso. Ma noi non abbiamo ambizioni, guardiamo di partita in partita, proprio per questo è vero che non cambia nulla per noi, però è anche vero che le partite passano, quando c'è l'opportunità di cogliere i 2 punti bisogna essere pronti a cogliere l'opportunità, oggi così non è stato, c'è comunque rammarico anche se abbiamo provato in tutti i modi a vincere la partita, bisogna lasciarsi alle spalle tutto e pensare al prossimo derby con Capodorlando fra 3 giorni. Difensivo con molta aggressività. Siamo riusciti un pochettino a comandare il ritmo, andare un po' più su situazioni che avvantaggiavano noi come caratteristiche. Trapani chiaramente giocando un derby in casa non ha mai mollato nulla, è sempre rimasta attaccata, seppur soffrendo un pochettino ed è stato un grande merito. Nel secondo tempo un pochettino si sono invertite le cose, nel senso che Trapani ha alzato tantissimo l'aggressività al limite. È stata molto brava a cercare di opporsi in tutte le situazioni che noi abbiamo provato a proporre offensivamente. Noi abbiamo fatto molta fatica a trovare canestro, abbiamo fatto fatica un po' anche per la stanchezza accumulata nella partita scorsa di 3 giorni fa, ma anche molto per i meriti di Trapani che ha obiettivamente, così come è successo nell'ultima partita casalinga, ha replicato la cosa, ha alzato tantissimo la capacità di pensare. Allora, ci sono mancati i punti di James, questo sì che è un ragazzo che sta facendo un pochettino fatica fuori casa, è un po' un processo di crescita per lui, ci sta dando tanto in alcune partite fa un po' fatica a trovarsi. Per quanto riguarda Isli c'è anche da dire che ha fatto una mole di gioco esagerata, ha giocato contro dei corpi importanti, ha avuto contro Renzi, ha avuto contro l'Energia di Nuoce che sta facendo molto bene nelle ultime partite. È chiaro che anche a livello di caratteristiche tattiche la partita non era una partita semplice a livello di fatturato per il mio lungo, nel senso che avremmo potuto, forse dovuto raccogliere di più offensivamente. Abbiamo sbagliato dei tiri anche ben costruiti. Per quanto riguarda i falli, sì, c'è una grande differenza anche di tiri liberi, però veramente non voglio andare a focalizzarmi sulle statistiche perché è una partita che voglio leggere in maniera diversa. È chiaro che quando tu vuoi provare a difendere in maniera aggressiva ci sta che i tuoi giocatori possono spendere dei falli. Il continuare a difendere in maniera aggressiva però ci ha anche permesso di comandare un pochettino anche la partita in certi momenti. E per quanto riguarda il tiro da 3 punti, devo dire che poi la difesa di Trapani nel secondo tempo ha sempre contestato tutti i tiri, noi non siamo sicuramente stati brillanti, però di tiri aperti, ben costruiti e sbagliati, me ne ricordo uno, vi ricordo tanti tiri contestati, quindi insomma un po' di merito, oltre che demerito sicuramente nostro, un po' di merito va anche a Trapani e al suo allenatore. Sono stati sparpagliati negli anni invarianti con la formula del cosiddetto deposito temporaneo. Adesso alcuni dei tesori del comune di Agrigento dovrebbero tornare a casa a chiederli indietro con una propria nota inviata a prefettura, museo, archeologico, sovrintendenza e beni culturali e anche al comando dei carabinieri di Agrigento. È stato direttamente il sindaco Lillo Firetto che, in vista della riapertura dopo 40 anni del museo civico di Piazza Pirandello, oggetto ormai da alcuni mesi di importanti interventi di riqualificazione e completamento, dopo anni di abbandono. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.